Emergenza maltempo, il Veneto orientale è la zona più colpita, la pioggia continua a cadere, alcuni fiumi sono esondati, campi, case scantinati allagati, si teme per le prossime ore, si prevede ancora pioggia. Ben ritrovati all'edizione regionale dei nostri telegiornali. Allora avete sentito i titoli, anche oggi è emergenza maltempo, situazione difficile un po' in tutto il Veneto, ma la zona più colpita è sicuramente quella del Veneto orientale. E allora non perdiamo tempo e ci colleghiamo subito con Andrea Zambenedetti che con Alessandro Vianello si trova proprio a San Stino di Livenza. Andrea, com'è la situazione? Sì, buonasera a studio, a chi da casa ci sta seguendo. La situazione a San Stino di Livenza è davvero difficile. Ci troviamo in via Fosson, una delle più colpite da questa violenta alluvione che non ha risparmiato la provincia di Venezia. C'è da dire una cosa molto importante, è smesso di piovere e questa è una buona notizia, ma è la prima piccola buona notizia in questo comune. Siamo assieme ad Alessandra, una dei residenti di questa via, una via interamente finita sott'acqua. Signora, cosa è successo e quando è iniziata a peggiorare la situazione? Beh, diciamo che più o meno a partire dal mezzogiorno di ieri siamo stati allertati e poi piano piano il livello del fiume, del canale è cresciuto fino allo stato che vedete adesso, insomma, quindi siamo molto preoccupati perché non sappiamo quale sarà, soprattutto per l'esito della marea di questa notte, di mezzanotte. Poco fa ho parlato con altri residenti che hanno spiegato che i lavori per alzare gli argini del Fosson erano già previsti da tempo e parlano quindi di una sorta di tragedia annunciata. Insieme a noi Gianluca, un residente che ci può raccontare qual è in questi minuti l'apprensione che si vive nel comune. Ma sicuramente la paura è tanta perché l'acqua è molto alta nel fiume qua vicino, io abito qua dietro e ogni tanto vengo qui a vedere. Adesso sembra abbastanza livellata, però è cresciuta molto da questa mattina. So di mio cognato dall'altra parte del fiume ha l'acqua in casa e ha quasi 1 metro fuori di casa. Le altre zone del paese sono abbastanza prese male anche loro. Messe a dura prova. Abbastanza. Speriamo bene, vedo che comunque ci sono vigili, protezione civile, sono tutti in movimento e quindi penso che abbiano la situazione, vedono com'è e qualcosa faranno se succede qualcosa di più pericoloso, diciamo. Grazie, allora noi col prossimo servizio ci spostiamo a Portogruaro perché anche lì oggi è stata una durissima giornata. Vediamo il servizio. Così non l'ho mai visto. L'Emene così fa paura. È a rischio. La casa sopra. Beh dai. Ecco, c'è anche la signora adesso, speriamo bene, dai. La gente guarda il livello del fiume con preoccupazione e angoscia. Situazione critica a Portogruaro, dove il Lemene è esondato invadendo alcune strade del centro storico e le campagne lungo l'asta del fiume. Nel primo pomeriggio è stato chiuso per precauzione il ponte Sant'Agnese, mentre il sindaco invita i cittadini a non uscire di casa se non è strettamente necessario. Adesso stiamo cercando di capire un po' meglio la situazione che può venirsi a creare con l'acqua che viene giù da nord, cioè quindi verso Pordenone, perché mi dicono che nei comuni a nord di Portogruaro è molto critica e quindi ci aspettiamo anche noi una situazione un po' più pesante di quella che è adesso. L'emergenza maltempo dunque è arrivata anche nel centro storico della città, flagellata dalla pioggia e dal livello dell'Emene che sale sempre più. L'acqua ha invaso anche molte strade che sono state transennate. C'è via Valle, via Camuccina, via Arno, via Le Venezia, San Nicolò. Ci sono alcune strade che noi abbiamo chiuso per ovviamente evitare che ci siano dei problemi. I cittadini sostano sulla riva del fiume a guardare, a scattare fotografie. Il livello dell'acqua è sorprendente, così non si è mai visto prima. Mai visto questi livelli qua. Fa paura. Un po' preoccupante sinceramente, visto anche le condizioni meteo che continuano a prevedere pioggia, siamo un po' preoccupati.
La buona notizia in questi minuti è che è smesso di piovere, si spera che continui così anche per l'intera nottata, solo in questo modo potrà essere scongiurata l'emergenza che l'intero Veneto orientale sta in queste ore vivendo in prima linea. Noi siamo stati oggi anche a Pramaggiore, un altro dei comuni colpiti da questa sorta di emergenza che si sta appunto verificando nel Veneto orientale. Vediamo allora il servizio realizzato oggi dalla nostra troupe. Qui siamo in via Bo a Pramaggiore, l'acqua ha invaso la strada, da qui è impossibile passare. In lontananza si vede un ponticello completamente sott'acqua, stessa sorte per diverse case. Una famiglia è rimasta intrappolata nella propria abitazione ed ha chiesto aiuto ad alcuni vicini, ma nemmeno con il trattore si riesce a transitare. Lì c'è una casa, in fondo c'è una casa che in questo momento ci hanno chiesto se andiamo a tirargli fuori l'acqua, però non si passa neanche col trattore perché ci sarà 1,5 metri d'acqua più o meno. E loro sono chiusi dentro praticamente? Esatto, non possono né uscire né entrare. Queste persone guardano sconsolate la via ma devono desistere. L'unica soluzione è chiamare i vigili del fuoco che ormai da questa mattina stanno operando senza sosta per cercare di aiutare le persone. La rabbia fra i cittadini ovviamente non manca. So proprio che ci sono parecchio arrabbiati, soprattutto quelli che sono in quelle condizioni lì che non possono né entrare né uscire. Campi completamente sott'acqua, tanti danni alle colture. In primavera, ci dicono, a risentirne saranno soprattutto le vigne, ma anche il frumento. Una situazione che si ripete ogni anno, ma che con il tempo sembra essere peggiorata. Avevo già fatto 2 metri circa. Ed intanto nella zona per l'intera giornata la pioggia è caduta incessante. Il Loncone è sotto stretta osservazione. Fra i cittadini c'è paura. Se dovesse continuare a piovere la situazione potrebbe davvero peggiorare. Il fiume è al limite. Il sindaco Leopoldo Demo questa mattina ha girato con i vigili urbani l'intero territorio, soprattutto nelle zone critiche. Ora ci dice dobbiamo aspettare sperando che smetta di piovere. Intanto la protezione civile allertata sta già operando in diverse zone. Da San Stino di Livenza è tutto, vi ricordo l'appuntamento con l'edizione del notiziario di Treviso, ancora in collegamento dal Veneto orientale, ancora in collegamento da dove l'emergenza si sta consumando.